Un saluto a tutti e un benvenuto da parte del Comitato 19 marzo 1848. Vi porto i saluti delle autorità che avevamo invitato, ma per altri impegni istituzionali questa sera non sono presenti: il Vescovo di Vittorio Veneto, il Governatore Zaia, che ci ha scritto una bella lettera di congratulazioni, e anche il Vicepresidente, sempre della Regione del Veneto, Marino Zorzato, il Presidente della provincia di Treviso, Muraro, e anche il Senatore Castro. Abbiamo l'onore questa sera di avere in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto l'assessore Giuseppe Maso, che invito subito per un saluto. Grazie a tutti, buonasera, grazie dell'invito. Vi porto i saluti dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto e del sindaco D'Arè. Devo fare i complimenti al Comitato 19 marzo 1848, in quanto in questo anno è stato molto attivo e ha collaborato sul territorio a presentare e a realizzare varie iniziative, tra cui quella di questa sera. Ricordo, sembrava ieri, ma ormai è trascorso un anno, la prima riunione che il Comitato fece nella saletta al pian terreno del municipio, dove misi, così un po' per curiosità, la testa dentro per vedere la prima riunione del Comitato, e da un gruppo di persone che si sono riunite, devo dire, avete fatto un buon lavoro. Termina questo anno di iniziative e quindi era doverosa la presenza mia personale, ma anche a nome dell'amministrazione, e ripeto, per l'oggetto della discussione di questa sera, per le varie persone che si esibiranno sul palco, sono venuto molto volentieri e quindi mi fa piacere essere qui con voi questa sera. Io vi auguro una buona serata, sono sicuro che lo spettacolo sarà di gradimento e speriamo, forse non con tutti, ma tra 50 anni, di ritrovarci con alcuni qui presenti per festeggiare i 200 anni. Grazie e buonasera a tutti. Raccogliamo l'appuntamento per i 50 anni prossimi. Dunque, siamo qui perché oggi è il 17 marzo e quindi in realtà è il 150° compleanno dell'Italia, ma siamo qui soprattutto perché concludiamo questi grandi festeggiamenti che, come tutti sappiamo, su forte iniziativa del Presidente della Repubblica, sono stati portati avanti in tutta Italia. C'è stata la partenza un anno fa ufficiale a Reggio Emilia, poi ci sono state, che è la città del tricolore, poi ci sono state le grandi attività delle 3 capitali, da Torino, Firenze e Roma, ma anche più vicino a noi, Padova e Venezia. Fin dalla fine del 2010 in molte città c'è stato un crescendo di proposte e di idee. Il risultato è stata una serie di attività, di calendari che sono stati l'occasione di parlare non solo di 48, di 61, di Garibaldi, di Mazzini, ma per parlare della storia d'Italia e dei suoi momenti gloriosi e anche di quelli oscuri. E il comitato si è chiesto, cioè alcune persone si sono chiesti: ma a Vittorio cosa si può fare? La città che solo nel 2008, novembre 2008, aveva visto in questo palco il Presidente della Repubblica, e è una città che appartiene alla storia d'Italia, qualcosa bisognava fare. L'idea è stata quella di partire dal basso, senza aspettare chissà quali proposte e poi magari mettersi a criticare per le scelte, per i costi. L'idea che questa potesse avverarsi è stato percepito fin da subito, perché molti, i quartieri, le associazioni, hanno raccolto l'invito che un cittadino, Joy Tami, alla fine del 2010 ha fatto, prendendo il telefono in mano e chiamando presidenti di associazioni, di gruppi, di quartieri e alle associazioni d'Arma, il Primo Fode e un po' di persone di buona volontà, per creare questo gruppo che si impegnasse per organizzare qualcosa anche a Vittorio. L'idea di fondo era molto semplice: pensare se ogni gruppo esistente in città potesse avere l'iniziativa di organizzare qualcosa
sul tema del 150esimo, quindi un tema molto ampio, per poi condividerla e coordinarla nei tempi, negli spazi, in modo che per un anno in tutta la città ci fossero degli appuntamenti che ricordassero il 150esimo, avessero questa data come orizzonte. Il tutto è stato fatto senza una vera organizzazione, una vera struttura, praticamente senza soldi, per cui vi ringraziamo molto di quello che avete potuto lasciare entrando questa sera, e con un po' di coraggio. Ecco. Un atto di coraggio secondo me molto importante, a cui io per prima non ero così molto fiduciosa, è stato quello di chiedere di presentare il nostro programma al Comitato Nazionale. Il Comitato ha valutato il nostro calendario, le nostre proposte, e ci ha permesso di utilizzare per tutte le nostre iniziative quel logo con le 3 bandierine, che è il logo nazionale del Comitato, che non tutti hanno avuto. Ecco, questa strana cosa è successo, e quello che abbiamo fatto più o meno l'abbiamo raccolto per sommi capi in quel pieghevole che vi è stato consegnato quando siete entrati. È un foglietto che vorremmo rimanesse a memoria di quello che è stato fatto, delle idee che sono venute fuori, e ve l'abbiamo dato piegato e infiocchettato come fosse un regalo, perché l'idea di fondo era quella: il lavoro è stato fatto come un regalo, come un dono alla città. Speriamo sia stato un dono gradito. Quello che abbiamo fatto c'è nel pieghevole. Vi ricordo solo che ci sono state, l'apertura è stata con il libro sul 48 Vittorio di Emilio Zanette, poi c'è stato anche un altro libro sull'anno dell'invasione di Isidoro Tomasin, e il ciclo si concluderà, anche se il comitato smette la sua attività in aprile, con la pubblicazione del 3° libro della serie, che dopo aver toccato Risorgimento, Prima Guerra Mondiale, toccherà anche la Seconda Guerra Mondiale. È il libro di Monsignor Giuseppe Carpenè, che verrà Camillo Carpenè, che verrà arricchito da un documentario sulla resistenza di Giuseppe Taffarelli. Ci sono state conferenze, abbiamo avuto ospite Gherardo Colombo, c'è stato un gioco didattico. Ci piace anche ricordare l'attività del Cineforum, perché si lega a ricordo all'impegno che ha dato per questo comitato Gianfranco Darè, che era stato uno degli spiriti saldi di questo comitato. Ecco, io ho finito questa presentazione, ma prima di parlarvi dello spettacolo vorrei lasciare la parola a Joy Tami, il nostro presidente. Buonasera, grazie di essere qua. È una parola essere qua, con che merito poi non lo so. Si potrebbe dire, prendendo spunto dalla pagina del libro Cuore, che tutto è cominciato vendendo frittelle al mercato. Sì, perché la nostra prima iniziativa è stata quella di cucinare frittelle al carnevale dell'altro anno, per raccogliere qualche euro, per cominciare a finanziarci e iniziare le attività. Naturalmente mi conoscete, le frittelle mi sono più congeniali dei fiammiferi. Ma mi hanno detto questa sera, domani sera devi andare su, metterti elegante, e mi sono messo la giacca, e fare un discorso di ringraziamento. Devi prepararti un bel discorso. Ecco il mio discorso, un foglio bianco. Perché vedete, io ci ho provato a mettermi a scrivere, ma scrivere un discorso vuol dire studiarlo, ponderarlo, misurarlo, e io invece voglio parlarvi come parlo normalmente. Io sono sempre il solito Giovanni di tutti i giorni e voglio parlarvi con il cuore in mano, per cui
chiedo scusa anticipatamente per quello che dirò, per quello che non dirò, ma sarà quello che mi nasce dal cuore. Era settembre del 2010, mentre in tutta Italia si parlava di festeggiamenti, sì, c'era questo fervore che cominciava a crescere, a Vittorio Veneto c'era un'aria strana, come quell'aria che c'è nelle sale d'aspetto davanti alla stazione degli autobus, un'attesa. Tutti aspettavano che qualcuno facesse qualcosa, che arrivasse l'autobus. E allora noi 7 presidenti di quartiere ci siamo trovati e abbiamo detto: cosa facciamo? Ma è tardi, cosa che facciamo? Siamo da soli. Dai che ci proviamo. Accettiamo supinamente questa situazione oppure ci proviamo? E siamo partiti. Siamo partiti in questa avventura che onestamente, in pura incoscienza, anche perché, pensandoci bene, l'italianità, il valore l'orgoglio di essere italiani, era un qualcosa passato di moda. Sì, nelle manifestazioni sportive, campionati di calcio, sì, tutti, bandiere, tricolori, viva l'Italia, il giorno dopo basta, nessuno, quasi da vergognarsi. E invece, quando abbiamo cominciato, abbiamo visto che c'è stato un crescendo continuo di voglia di riappropriarsi della nostra storia, della nostra identità. È stato un crescendo fantastico. Voi non potete capire l'emozione di vedere nelle settimane antecedenti al 17 marzo le persone, i ragazzi, le casalinghe, che venivano e ti chiedevano una bandiera tricolore, la voglia di esporsi, di dire sono italiano, con il bene e con il male che comporta, ma il valore di trovare la propria identità. E noi che continuavamo a far arrivare bandiere da Napoli, perché in giro non se ne trovavano. Quella è stata un'emozione, un'aria che cresceva percepibile, che era fantastica. Io non ho mai visto Vittorio Veneto imbandierata come in quei giorni. E se i miei ringraziamenti vanno a voi, al comitato, soprattutto vanno ai vittoriesi che hanno detto, si sono svegliati e hanno detto: io ci sono. Quando si provano sensazioni così, ci si chiede: ma che mezzo è che ho? Che mezzo è che abbiamo? Nessuno, perché abbiamo dato solo il là per partire. E adesso io vi chiedo, questo orgoglio, questo sentimento così forte che è stato riscoperto, cosa dobbiamo fare? Lasciamo che piano piano sedimenti e ritorni nel fondo nella cantina del nostro animo? Oppure dobbiamo curarlo e tenerlo vivo? Perché vedete, parlare di italianità, della patria, dell'orgoglio, sembra retorica. E in un contesto come questo, perché non nascondiamocelo, in Italia le cose non è che sia un periodo tanto bello. E non dobbiamo nasconderci. Ma cosa dobbiamo fare? Dobbiamo girarci dall'altra parte, adeguarci supinamente, fare finta che mia roba non mi riguarda? No, signore. Io vi chiedo, questo orgoglio che avete trovato, che è lo stesso che avevano gli italiani nel 1800, all'inizio dell'Ottocento, che avevano lo stesso gli italiani
durante la guerra del 15-18, che avevano riscoperto lo stesso durante il 43, che anche quelli erano periodi bui. Cosa hanno fatto? Si sono adeguati? No, si sono ribellati, si sono messi in gioco in prima persona, ed è questo che io vi chiedo: non adagiatevi, non appiattitevi. Se le cose non vanno tanto bene in Italia, forse è anche perché noi non ci impegniamo abbastanza a cambiare, e noi dovremmo avere l'orgoglio, la motivazione, la forza di volontà di fare qualcosa per lasciare ai nostri figli un'Italia migliore di quella che è oggi. Ed è per questo che vi chiedo un applauso, non a me al comitato, ma una vicinanza, a mo' di vicinanza alle forze dell'ordine e alla magistratura. Adesso io ho detto prima che meriti non ne ho, il merito è stato chi ha condiviso, chi è stato con me, che in qualche maniera mi ha supportato, che mi è stato vicino. E allora è giusto che vi faccia conoscere chi sono i membri del comitato. E a uno a uno vorrei chiamarli su e presentarveli. Allora, per il consiglio di quartiere di Costa Meschio, la signora Roberta D'Are. Per il consiglio di quartiere di Serravalle Sant'Andrea, Alfredo Corsini. Per il consiglio di quartiere di Ceneda, Marilena Perin. Per il consiglio di quartiere della Val dei Fiori, Gianni Veraschini. Per il consiglio di quartiere di San Giacomo, Giovanni Bassetto. Per il consiglio di quartiere del centro, Sergio Bagliana. Sergio Bagliana webmaster, nonché coordinatore delle varie anime del comitato, e per questo potremmo quasi eleggerlo al ruolo di martire, un po' come San Sebastiano, perché coordinarci non è stato facile. A Lampi di Vittorio Veneto, al collettivo di ricerca teatrale, dopo, è geniale prepararsi, all'ISRE, Vittorino Fianca, Istituto per la Storia della Resistenza della Società Contemporanea dell'Italia. Al signor Filippo Pagnotta, nonché colonnello, ma a noi ci piace chiamarlo signor Filippo Pagnotta, che è stata una validissima spalla.
Sergio Magnitti del Circolo Filatelico Numismatico di Vittorio Veneto. Alla Silvia Bevilacqua dell'Associazione Sintesi e Cultura. Al signor Roberto Darè Giustignani, il grafico per la Kellerman Editore, che è stato portato in molte iniziative. Grazie. Al coro Code di Bosco, che questa sera ci omaggia con il suo spettacolo. Grazie. Questi sono quelli che hanno collaborato con il governo, non sono solo questi, ma inoltre il comitato voleva lanciare un sasso, un messaggio nella bottiglia. Volevamo dare il via a una nuova iniziativa che non porteremo avanti noi, ma quello di istituire un premio civico a Vittorio Veneto, ovvero sia scegliere alcune persone che per meriti diversi hanno dato risalto e lustro alla città di Vittorio Veneto. E noi abbiamo scelto 4 persone. Allora, per la cultura volevamo dare un riconoscimento, un ringraziamento a Dario Di Bastiani. Purtroppo Dario Di Bastiani è anziano e non è in grado di essere questa sera con noi. Riterrà il ringraziamento il figlio Carlo, il ringraziamento del comitato e a memoria di tutti i fratelli. Penso che perché dovete sapere che non tutti sanno chi sono i premiati. Volontariato abbiamo voluto dire grazie ai volontari della Lega Italiana Lotta ai Tumori. Prego il segretario. Grazie a voi. Per lo sport, scelta difficilissima, perché Vittorio Veneto è pieno di associazioni sportive, con atleti che hanno raggiunto risultati considerevoli. Allora la responsabilità della scelta me la sono presa tutta io, perché volevamo premiare una persona che non fa sport per raggiungere traguardi agonistici, ma, come dice la motivazione, come esempio sportivo con cui affronta sfide al limite dell'impossibile, non tanto per il raggiungimento di traguardi agonistici, ma per superare i propri limiti fisici e approfondire la conoscenza del proprio essere. Il signor Moreno Piccini. Il signor Moreno Piccini
la scuola di maratona. L'anno scorso si è fatto l'ultramaratona del Monte Bianco, una cosetta da 168 km di corsa con un dislivello di 9.500 metri. Una cosetta da fare così in 2 piedi. Grazie per avermi. Arrivederci. Ecco qua, aspettazione. Proverei di aprirla. Anche questa è una sorpresa. Il Comitato esprime apprezzamento e riconoscenza alla Consulta dell'Associazionismo per aver ideato e realizzato un sogno, il Parco Fender, un'oasi aperta a tutti, senza nessuna preclusione, dove le persone possono trovare spazi liberi per sviluppare le proprie passioni in amicizia e collaborazione. Chiederei al Presidente Scarabelli di venire a ritirarlo. Signori, ho concluso. Ringrazio tutti di cuore e speriamo di venire in altro con molta piacere di forza. Grazie.